Amici di Radio Guest, come ogni settimana siamo con un nuovo ospite e oggi abbiamo il piacere di avere Cristiano Pittini. Ciao Cristiano. Ciao a tutti, ciao Igor. È un piacere e io sorrido già perché Cristiano, intanto è Tano per gli amici e veramente ne abbiamo fatte di tutti i colori. Però prima di partire a parlare di musica live, oggi parleremo di musica live, che è uno dei temi tra l'altro negli ultimi giorni abbastanza al centro delle discussioni. In Nuova Zelanda per esempio è stato fatto il primo concerto dopo il Covid, quindi un Covid free, senza mascherine, senza problemi, senza restrizioni. Ma il mondo della musica live, il mondo del ballo come quello delle palestre, possiamo dirlo che è in lockdown dal 7 di marzo. Sono successe tantissime cose. Quindi prima di parlare di tutto questo, parliamo di Tano, del nostro ospite. Tano chi è? Quando nasce Tano Pittini? Tano nasce su un palco praticamente perché sono figlio di musicisti e quindi mio papà e mia madre suonavano, avevano un'orchestra, mia sorella anche, che poi si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Trieste, e quindi io cosa dovevo fare? Avevo la famiglia più piccola e quindi anch'io ho preso in mano la chitarra, anche se dalla parte contraria. Abbiamo fatto il quartetto in casa praticamente, e sin da quando avevo 6 anni i miei genitori mi portavano in giro perché ovviamente suonavano e quindi stavo sempre dietro la batteria e sono nato così. Poi quando avevo 14 anni abbiamo fatto il primo gruppetto live e da lì è nato tutto, insomma, no? E ho deciso di fare proprio il musicista di professione, vivere di musica. Da tanti anni, Tano, tu vivi di musica, musicista, ma poi a un certo punto hai deciso, insieme con i tuoi collaboratori, di aprire o comunque gestire un'azienda vera e propria. L'azienda si tratta della GT Sound. Sì, che è la GT Sound, che appunto, avendo poi il materiale, è nata un po' così. Non è un'agenzia, perché le agenzie fanno qualcosa di diverso, no? Abbiamo iniziato un po' così per gioco, ma dopo è diventata una professione anche quella poi del service audio luci, ma soprattutto della produzione artistica e tecnica dei gruppi musicali, come noi siamo un gruppo musicale, però magari siamo nati in dei tempi dove dovevi imparare a fare tutto, no? Poi mixer analogici, quindi per noi è stato un po' più facile. I giovani di adesso si ritrovano queste macchine digitali e sanno poco di quello che è veramente l'analogico. Abbiamo iniziato un po' a insegnare queste cose, quindi a uscire in autonomia e dare dei consigli sul repertorio, sul modo, insomma, di presentarsi poi nel live. Ecco, quindi siamo più una produzione artistica e tecnica che un'agenzia, ovviamente. È difficile trovare un'organizzazione come la vostra che aiuta e prepara il musicista a salire sul palco, a preparare. Sì. Di solito o c'è l'agenzia che ti vende le date, o ci sono i maestri, le scuole dove impari la musica, quello è un'altra cosa ancora, però il vostro è proprio tutto live, cioè un insegnamento live. Sì. E il mettere insieme 5 persone, metterle insieme a suonare, che è molto difficile, perché singolarmente ognuno ha studiato magari, no? Il batterista, però nell'insieme poi creare il gruppo, proprio come si chiama gruppo, proprio per quello. Quindi la sinergia di essere in 5 persone, in 4, in 3, però metterle insieme, far capire quali sono gli spazi di ognuno, i suoni e tutto quanto. Ecco, diamo una mano più a quello e poi a prepararsi proprio per la serata, che sono tantissime varianti poi una serata, quindi si cerca già di prepararli, perché non è facile poi, come sai, ritrovarsi dalla sala prove al palco. Ecco. Chiaro, immagino. Ora parliamo dell'agenzia, o meglio di quello che l'agenzia o la GT Sound, questo gruppo, questa grande famiglia, dopo parleremo anche di questo aspetto, di questo valore. Come avete vissuto il 2020, dove arrivavate da serate, progetti, festival, e tu in particolar modo da sempre, da quando sei nato, e vi siete trovati a chiudere la porta della vostra sala prove? È stato un colpo all'inizio. Le ultime serate, quelle clamorose, che c'eri anche te, è stata proprio la Barcolana, se ti ricordi, che era sempre, è stato bellissimo, pieno di gente ovviamente, anzi hanno dovuto chiudere il Molodace
per troppa gente, perché era anche un po' pericoloso. Da lì poi dicembre, vabbè, abbiamo fatto i capodanni e poi insomma c'è stato gennaio, febbraio, però diciamo che si riparte sempre di solito a marzo, aprile, no? E lì c'è stato lo stop. Che mi ricordo che abbiamo fatto proprio la festa della donna, il primo live streaming, penso in Italia, che è stato l'8 marzo. Poi insomma c'è stato questo stop incredibile. I 3 mesi li abbiamo fatti come tutti, perché all'inizio c'è stato uno stop globale e quindi ci siamo fermati, ma erano tutti fermi, no? E poi pian piano io avevo anche cercato di capire come andavano le cose, ma si pensava, se ti ricordi bene, si parlava neanche di pensare all'estate, chissà, forse a novembre, dicembre si arriva a fare le prime serate. Invece poi a giugno sono un po' cambiate le cose, via le mascherine, insomma hanno riaperto i locali e qualche musica di ascolto più che altro, e abbiamo creato invece delle band da ballo più sul repertorio d'ascolto, che si è alzata ovviamente la qualità musicale, perché è molto più difficile suonare con la gente che ti ascolta invece che ballare, che è molto diverso, insomma, no? Diciamo che è un po' più passivo, è un po' più, è una partecipazione un po' più passiva quando la gente balla, di quelle volte in quel senso. Quando ascolta magari è seduta, invece è attiva, perché sta veramente attenta se gli accordi sono giusti, se giusto, sì, non puoi sbagliare niente perché sono seduti, ti ascoltano, quindi poi anche il repertorio cambi, quindi vai dai Beatles, insomma fai anche musiche molto difficili, però bellissime, quindi sì, si è alzata questa qualità musicale, non solo nostra, di tutte le band che sono arrivate, insomma, a suonare e che si sono adattate a questo nuovo modo di presentarsi. Ecco, Ti interrompo perché hai citato un termine molto importante: si sono adattate. Il musicista, l'artista deve essere camaleontico, giusto? Perché altrimenti muore. Concordi su questa cosa? Sì, è sempre stato così. Io sono abituato dagli anni 90 a cambiare repertorio ogni anno, perché cambiavano il modo, insomma, no? L'ultimo è il reggaeton di anni fa, no? Quindi no, non farò mai il reggaeton. È come si parlava del latinoamericano in quel periodo, quando è venuto che c'erano i balli di salsa, merengue, bachata, no, quelle cose lì, e poi alla fine ha vinto il latino su praticamente l'80% della musica, e quindi ci siamo adattati. Poi negli anni 90 parliamo di tutta la musica elettronica, non c'era uno strumento suonato dal vivo, cioè le canzoni più famose, e quindi noi dal vivo come potevamo suonare, che avevano i suoni tutti praticamente digitali, no? E sintonizzatori, e quindi è stata un po' anche difficile. Ci siamo sempre adattati alla musica. In questo momento ci stiamo adattando a questo nuovo modo di ascoltare, ecco. In qualche maniera cerchiamo comunque di far divertire la gente, cioè l'obiettivo è comunque il sorriso e la cantata, sempre. Come definirebbe Tano la musica? Abbiamo parlato prima di generi musicali che arrivano, che prendono le mode, il latino, poi il reggaeton, poi il pop, il rock. C'è per esempio un genere che non muore mai. Nel corso degli anni cambia sempre e bisogna essere, come dici te, camaleontici. Ma secondo te, Tano, come definiresti questo fenomeno, cioè la musica nella storia? Sì, sarà banale dire, però è amore. La musica è amore, perché la musica fa capire dei momenti di libertà che si ha, e di divertimento, di sorriso, di conoscere persone nuove, e da lì nasce tutto. Io conosco migliaia di persone che nelle serate nostre si sono conosciuti e adesso hanno famiglie bellissime. Per me la musica è amore, sorriso e felicità. Ora cambiamo argomento, o meglio, ritorniamo un momentino sull'organizzazione dei tuoi spettacoli. Ora, la GT Sound nel prossimo futuro, ne vuol dire nei prossimi 12 mesi? L'altro anno, un po' all'ultimo, ci siamo organizzati su questo appunto tipo di repertorio,
repertorio, però come sai si sono stati fatti dei concerti, insomma, quasi in tutte le piazze, ovviamente con il conteggio delle persone, i vari prodotti chimici, il distanziamento, l'uso delle mascherine, sotto le 1000 persone, e nei piccoli concerti sotto le 200 persone, no? L'altro anno abbiamo proposto dei gruppi come la tribute band di Battisti, che abbiamo fatto in piazza Tarvisio, abbiamo fatto in piazza Aquileia, oppure di Simon & Garfunkel. Questi generi musicali, adesso ho quello di Elton John e di Michael Jackson, insomma, proporre questi anche tributi in modo che la gente possa ascoltare e possa vedere anche uno spettacolo, che dato che non si può ballare ci sia un grande spettacolo, quindi proponiamo più che altro concerti che abbiano una grande scenografia anche, e che sia proprio uno spettacolo musicale artistico. Avremo la possibilità di seguire la GT Sound e seguire ovviamente tutte le band che circolano attorno a voi con dei concerti un po' d'autore, con un po' più di non più qualità, perché prima non è che non c'era la vostra qualità, però con un momento un po' più riflessivo. Sì, io penso che anche per quest'anno andrà così, insomma, no? Poi si libererà qualcosa, ne sono sicuro, però prima di tornare a ballare e abbracciarsi ci vorrà secondo me ancora un po' di tempo, quindi se si lavorerà come lo scorso anno sono contento. Noi ti ringraziamo, siamo arrivati alla fine della nostra intervista qui a Radio Guest. Tra l'altro la GT Sound è una delle aziende collaboratrici in Friuli Venezia Giulia con Radio Company, e ovviamente noi ci auguriamo di ritornare piano piano a collaborare. Anche gli eventi della radio per lo stesso motivo sono al momento fermi. Prima di chiudere, naturalmente do lo spazio ai nostri ospiti di salutare, ma anche di ringraziare, perché collaboratori, amici che poi diventano anche fratelli nel corso della carriera, ce ne sono parecchi, quindi se vogliamo salutare qualcuno lo puoi fare. Direi di salutare in questo momento tutti i musicisti, amici, anche non amici, insomma, di tutta Italia, e tutti i tecnici veramente di cuore, tutti i tecnici dello spettacolo che al momento sono fermi, ed è veramente dura. Ti posso garantire che è veramente dura, però forza e coraggio, perché manca poco che si riparte a cantare. Anzi, posso farti una canzone per salutarti? Certo, io intanto sono davanti a uno dei migliori musicisti, ma facciamo una canzone che abbiamo cantato l'ultima volta insieme. Certo, vai. È una canzone che va bene a tutti e che noi finiamo sempre con questa, perché vince sempre l'italiano. È così. Donde trecce gli occhi azzurri e poi e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Vi lasciamo così con la poesia. Dentro il nuovo mi stai facendo paura. Grazie Tano, e ci vediamo alla prossima. Grazie per averci seguito ancora su Radio Guest. Il finale, vai. Donna